Ecco, tra le novità parliamo del Consorzio Tre Sorgenti, Sindaco. Il Consorzio Tre Sorgenti finalmente ha completato il proprio organo di governo, che è il CDA, con l'elezione del nuovo presidente. Il nuovo presidente è la dottoressa Jessica Vanessa Lo Giudice, è espressione del comune di Palma di Montechiaro, e per questo ringrazio veramente di cuore tutti i colleghi sindaci. Il presidente è stato eletto con l'unanimità dei presenti, era assente solo il comune di Campobello, e pertanto ringrazio veramente di cuore tutti i colleghi sindaci che per la prima volta nella storia hanno riconosciuto la presidenza al comune di Palma di Montechiaro. Si tratta peraltro del primo presidente donna dopo oltre un secolo di esistenza del consorzio. Nel rispetto della norma e di tutta la normativa esistente, la battaglia per l'acqua pubblica va comunque avanti, e guardiamo sia alla 147, questo come comune di Palma di Montechiaro, ma anche al nuovo consorzio provinciale che sta per nascere, all'interno del quale siamo convinti che in ogni modo il consorzio Tre Sorgenti possa recitare una parte da leone. Ringrazio veramente di cuore ancora una volta i colleghi sindaci e auguro un grandissimo in bocca al lupo al nuovo presidente, che a breve si insiederà dopo le procedure di rito, alla dottoressa Lo Giudice.